con la collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggio la cinta San Teodoro, la maglia ufficiale di sportriver.biz. In chiusura di giornata ritrova la vittoria Nino Murru, merito di una verbena rosa letteralmente superiore agli avversari, nonostante il macigno dei 65 kg. In coda al gruppo la figlia di Fisiche, Pinta de Rabella, si è adeguata al ritmo imposto da Zirra, la quale tentava la fuga a traguardo lontano. Poco prima dell'ingresso in dirittura finale la battistrada veniva avvicinata e attaccata da una coraggiosa Zena, mentre Verbena Rosa, dosata a puntino da Murru, ha spostato progressivamente a centropista e ai 200 finali ha piazzato un cambio di marcia devastante, volando via i rivali e imponendoci con oltre 4 lunghezze di vantaggio. Zena ha vinto la volata per il secondo posto sulla calante Zirra, al quarto completava il marcatore un ciao. Dunque terzo successo di fila per Verbena Rosa, che raggiunge le 7 vittorie in carriera. A fine corsa abbiamo sentito il jockey Nino Murru e il proprietario Piero Cossu. Nino! È arrivata la firma tua, eri un po' ora. Dall'ultima distanza, vabbè. Aspetta, dai, c'è il conto di quello che aveva funzionato. Non belle macchine, però le cose. 60 kg. quindi hai dimostrato quella che vale, nulla da dire, Verbena. È venuta avanti ora l'Omnium. Sì, adesso dai, lasciamo un po' tranquilla, poi a fine mese facciamo l'Omnium. Ok Nino, complimenti. Complimenti. Verbena, Bene. nulla da dire. Beh, niente, mischina, con quel peso che c'è da dire. Ha dimostrato la cavala che vale. Oggi sì, io la benedica. Hai dovuto correre con questo peso perché non eri chiuso l'altro. Non ce n'erano altri, Bru. Lo so che non se lo merita, però cosa fai? Niente, doveva correre e andata. ha vinto di classe. Senti, l'Omnium Se dopo lo facciamo. è stato un bel siparietto con tuo padre, che aveva iniziato l'allevamento, Certo. il vostro allevamento. Tutto lui. No, babbo, bel nonno e babbo lui. In vita ci siete... Vabbè, questo è buono. Grazie. Ok. Piero, Andiamo a tirare una no, chiudiamo l'intervista, ora all'Omnium. Sì, se Dio vuole sì. L'unico per bene. Cavalla in palla, si sta con una trasferta a Firenze nel chiusura. Se sta bene sì, se Vogliamo- Dio vuole sì. A me era per tenere un po' alto. Esatto, speriamo. Perché abbiamo visto che nel derby i figli di Bombolino si possono fare. Certo. Quindi niente, complimenti Grazie. per la vittoria. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog sportriver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.